tutti carissimi amici del Go e ben ritrovati sul mio canale. Prima di cominciare volevo ringraziare pubblicamente il mio carissimo amico Giancarlo che mi ha voluto fare un regalo veramente da re. Questo Goban che state vedendo, che è stato gentilmente fornito da Sakura-san, che è un negozio di Milano. Giù in descrizione potete trovare anche il link al loro sito. Il negozio appunto è a Milano in Viale Lazio 6, il quale tratta tutta una serie di articoli tradizionali giapponesi, per cui kimoni, accessori, arredi tavola, arredi per la casa, oggettistica per la scrittura, quindi per lo shodo, e ultimamente ha anche importato direttamente dal Giappone dei Goban, di cui uno è questo che potete vedere qui, e di conseguenza non posso esimermi dal fare questa puntata utilizzandolo per questo Go Styles. Consiglio a tutti di fare una visita sul sito di Sakura-san se siete fuori Milano, oppure se siete a Milano andate a fare un salto. Io non ho ancora avuto l'onore e la possibilità di andarlo a visitare, ma la prossima volta che capiterò per Milano sicuramente ci andrò. Grazie ancora Sakura-san e grazie ancora Giancarlo per questo bellissimo regalo che apprezzo veramente tanto. Allora, lo styles che andremo a vedere oggi sarà tutto dedicato a Sakata Eio. Chochikun disse di lui che appunto ha un'apertura molto ordinaria. Quando le pietre invece cominciano a ingarbugliarsi tutte quante nel Goban, lì entra la vera forza di Sakata Eio, che ha una capacità di lettura impressionante. La lettura quindi era la sua arma più letale, e concetti come analisi posizionale o forma bella, forma brutta erano assolutamente insignificanti, perché lui cercava certo l'efficienza, ma riusciva anche a leggere tutte le sequenze e a scegliere di volta in volta la migliore. Come Go Seigen, visto che peraltro arrivavano dallo stesso ceppo di scuole, avevano uno stile fondamentalmente amorfo, il quale si adattava di volta in volta in base alla situazione, in virtù di questa capacità di lettura. Faceva appunto delle aperture molto ordinarie ed era un bravissimo giocatore in grado di gestire il Furikawari. Furikawari è un concetto che significa riuscire a capire quando è il momento di poter scambiare dei territori potenziali che si vengono a formare da una parte e dall'altra. Ne consegue che il suo marchio di fabbrica quindi era la gestione del Chuban, quindi del medio gioco, perché appunto durante il Fuseki utilizzava, e lo vedremo anche in questa partita, dei Joseki estremamente elementari e semplici, e non cercava di trarre del vantaggio dal Fuseki, bensì dal medio gioco. Non vi rubo altro tempo con la presentazione e andiamo subito a vedere la partita. Buona visione! Allora, la partita ha inizio, quindi Takagawa, Oshi, Sakata Eio, Sansan, Takagawa, altro Oshi, Sakata Eio, Komoku. Come si diceva durante l'introduzione al video, appunto Sakata Eio ha sempre fatto un Fuseki abbastanza regolare, perché la sua grande forza si manifestava nel Choban, e tutto sommato qui vediamo che effettua un'apertura tutto sommato conservativa e rivolta al territorio, a differenza di Takagawa, che manifesta la volontà invece di ottenere subito influenza con questi due Oshi. Naturalmente la scelta di nero su quale angolo attaccare ricade in questo punto, perché un Oshimari di bianco potenzialmente circoscrive da subito circa 10 punti, che sommato al Komi, che in questa partita era di 5.5 punti, avrebbe dato un vantaggio tattico abbastanza importante a bianco sin da subito. Ecco quindi il Kakari di nero. Segue questo Joseki, ed ecco qui.
Quindi finisce questo Joseki che permette a bianco di stabilizzarsi nella parte superiore e a nero di rompere l'influenza sul lato sinistro. Qui non è chiaro, perlomeno per me, che progetti avesse Sakata per questa pietra qui. Fatto sta che rimarrà, e lo vedremo, in quella posizione salda fino a fine partita e rimarrà prigioniera sul territorio di nero, ma comunque conserverà dell'agi. Inizialmente probabilmente ha voluto buttare le basi per creare un moio sul lato sinistro, ma la situazione volgerà diversamente, appunto, e lo vedremo. Ed ecco appunto il concetto del furikawari, cioè lo scambio del territorio. Si progetta qualcosa per poi, durante la dinamicità della partita, cambiare oculatamente idea e cambiare il progetto. Il Niren 6 di nero è un'apertura volta all'influenza ed è anche molto flessibile e veloce. Con questa mossa Takagawa bilancia i due angoli gettando le basi per capitalizzare del territorio e prevenire anche un wedge, un cuneo simmetrico in questa posizione, warikomi si dice in giapponese, nella stessa posizione di bianco. Provate a figurarvi quindi una situazione del genere. Ecco, questa pietra qui ancora, pur essendo da sola in questa fase del Fuseki, anche visivamente fa capire che c'è del margine per poter distruggere l'influenza di nero in questa posizione. Ecco quindi che nero opta per questa mossa che fa rispettare il principio del bilanciamento. Una posizione perfettamente simmetrica. Qui c'è una posizione asimmetrica, però vedete abbiamo bianco che ha del territorio, un po' di influenza in questa posizione, ha un angolo molto solido perché abbiamo un Sansan, e questa pietra che certo è da sola, però ancora dell'agi in questa fase della partita. Kakkari di bianco. Con questo Joseki direi elementare, quasi scolastico e poco aggressivo, viene quindi stabilizzato territorio per nero, territorio per bianco. Qui nero invade su un Oba, quindi un punto grande, permettendo quindi a bianco di chiudere in questa posizione ed ottimizzare il territorio in basso. Naturalmente con questa mossa Takagawa si stabilizza sul lato di sinistra. Un atteggiamento aggressivo avrebbe potuto spingere Sakata a giocare un Tobi, per esempio, da questa pietra o qui, in queste due posizioni, in modo da dividere i due gruppi di nero e cominciare a dare anche un po' più di senso a questa pietra che rimane ormai lì da sola, circondata da questi gruppi di nero, mentre decide appunto di fare un Kakkari in questo angolo. Da qui si può considerare il Fuseki tutto sommato concluso, tant'è che il Joseki, che vedremo adesso, denota già una certa propensione al bianco al combattimento, perché dopo questa mossa di nero, con questa mossa, vedete, bianco comincia già a voler invadere l'angolo di nero. Si spinge quindi la partita in una direzione piuttosto aggressiva. Ecco, qui il Joseki non viene continuato da nero nella sua forma
canonica, ma le mire di nero sono altre e sono, per così dire, supportate da questa pietra qui. Bianco può permettersi di fare questo tipo di estensione perché questa pietra è in scala, sì, ma è una scala a vincere, perché esiste questa pietra qui. Nero si muove in quella posizione, ed ecco il Tetsuji della scala persa che abbiamo anche visto in una nostra precedente pillola. Questa mossa è appunto necessaria perché, come detto, bianco qui stava vincendo la scala e se la pietra di bianco venisse sviluppata potrebbe generare grandi problemi a nero, isolando questi due gruppi. Abbiamo quindi l'influenza di nero, come è ormai evidente, sul lato destro comincia a diventare bella e importante in questa posizione. Sakata quindi attacca e mette in pratica la sua proverbiale capacità di lettura. A uno tsuke si risponde con un anè e ad un altro tsuke si risponde con un altro anè. Ma attenzione a questi due tsuke a cui Nero risponde, che appunto, come da letteratura, sono due anè. Kirichigai, crosscut in giapponese si chiama Kirichigai. Adesso qui Nero deve scegliere da che parte mettere in Atari bianco. Allora, se avesse giocato in questa posizione, la sequenza potrebbe essere stata questa e in questo modo bianco avrebbe catturato queste tre pietre di nero. Ecco quindi che la risposta reale avvenuta nella partita è stata questa. Nero se ne viene qui, anè di bianco, nobi di nero, Atari di bianco, nero cattura, qui nero è costretto a proteggere il territorio e bianco fa sabaki gettando le basi per una drastica diminuzione dell'influenza di nero in questa posizione, come si può notare. Minaccia di bianco, interessante scelta di nero per questo Ko. Nero qui infatti decide di non salvare la pietra ma di creare le basi per un Ko, perché se nero avesse optato per andare a proteggere, ecco che bianco con questa mossa di protezione avrebbe stabilizzato di molto la propria controinfluenza verso il centro, mentre evidentemente nero aveva contato le minacce e giocando in questa posizione sente di poter vincere il Ko mettendo in Atari quelle due pietre e lasciando appunto il Ko in questa posizione. Bianco per l'appunto ne approfitta, minaccia, bianco salva in quella posizione, nero naturalmente deve proteggere, bianco deve riproteggere, nero gioca il Ko. Questa mossa evidentemente non suona minacciosa a nero, che appunto decide di chiudere il Ko catturando queste due pietre.
Naturalmente bianco spinge per far lavorare la pietra usata come minaccia e creando unione con le sue due pietre qui in alto, vedete, ed inoltre cominciando anche a tagliare fuori dai giochi questa pietra. Con questo Keima nero vuole comunque attutire l'influenza di bianco in questa posizione e bianco crea una potenziale via di fuga. Tobi di nero, bianco tiene diviso. Ecco, questo Katatsuki è molto interessante giocato in questo punto della partita, ma bianco non risponde in modo convenzionale. Infatti a un Katatsuki generalmente ci si aspetta o la protezione del territorio, anche se questo può aiutare l'avversario a creare dell'influenza, oppure a scappare verso l'alto. Bene, qui Sakata Eio decide di fare questo Iken Tobi e di diciamo minacciare quella pietra arrivando da questo lato. Nero quindi ne approfitta per entrare e cominciare a tenere divisi i gruppi e a minacciare il moio di bianco qui basso. Ne scaturisce quindi un combattimento tutto basato sulla lettura delle posizioni. Bianco viene qui, nero. Con questo Keima è evidente la volontà di Sakata Eio di tenere diviso, ma anche di imprigionare queste due pietre qui. Nero minaccia con questo Hanesugi l'ingresso e quindi anche la possibilità a bianco di poter ottenere un paio d'occhi in questa posizione, e naturalmente bianco è costretto a proteggere. Nero si crea la base. Questo è un punto vitale per la vita dell'intero gruppo di bianco, naturalmente in Gotè che sfrutta nero per cominciare a far uscire queste sue due pietre, costringendo quindi bianco a un'altra mossa di rinforzo in Gotè. Infine nero con questa mossa riesce a sfuggire. Anche bianco minaccia l'uscita, ma nero reputa più importante creare una base in questa posizione, spingendo bianco ad estendere qui. Niken Tobi, aspro combattimento di Sakata Eio che con questa mossa mira ad isolare queste pietre di nero dal resto delle sue compagne, ma qui nero mira a connettere in alto. Nobi di bianco, nero congiunge, punto vitale di bianco. Se qui nero non avesse chiuso in questa posizione, bianco avrebbe potuto prendere questo punto per poi, vedete anche visivamente, congiungersi in questa pietra, in questa posizione qui. Nero quindi decide di continuare qui, quindi bianco è costretto, se vogliamo, a fare questa mossa che è necessaria per mantenere viva questa pietra qui e non regalare quindi l'intero angolo a nero, che come vedete comincerebbe altrimenti ad avere un'influenza molto forte, soprattutto se decidesse di giocare lui in questa posizione. Quindi abbiamo detto bianco gioca lì e nero crea una mossa perfetta di connessione in questo punto, che bianco comincia a rovinare, ma così facendo nero esce perché questi due punti sono miai, nel senso che se bianco connette per salvare, nero si connette lì ed è fuori. Se bianco taglia lì, nero cattura bianco in questa posizione. Anche questi due punti qui sono dei miai per bianco, che gli permetterebbero di congiungere questo gruppo al suo gruppo qui basso. Ne consegue che questo gruppo di nero è un po' in difficoltà, perché per come stanno le cose adesso lui qui si riuscirà a fare sicuramente un occhio, ma il secondo è a rischio. Dopo quindi questa mossa di nero, cosa decide di fare bianco? Beh, bianco decide di investire non sulla cattura di questo gruppo, ma sull'uscita di questo.
venendo qui comunque mette anche ulteriore pressione a questo gruppo di nero. Nero rinforza in questa posizione, bianco estende, e con questa mossa di nero si scambia di fatto la stabilità di bianco nell'angolo con la solidità di nero verso l'esterno. Questa pietra di bianco è praticamente catturata perché è una scala a perdere, per cui nero si sente tranquillo. Bianco, Sakataeyo, cerca di guadagnare l'uscita con questa mossa e qui nero estende con questo Keima per dividere bianco e cercare di connettersi al suo famoso gruppo qui in basso. Naturalmente bianco fa questo Tsuke per evitare la connessione, nero fa questo Ane e bianco crea il bambù join in questa posizione. Nero congiunge e qui c'è la dimostrazione che anche gli Onimbo onorari giocano il triangolo vuoto. Qui, a dire il vero, è un triangolo vuoto supportato da queste due pietre che di fatto creano a questo punto una protezione in Toraguchi. Naturalmente in ogni momento bianco potrebbe fare una minaccia di questo tipo e nero è costretto a chiudere. Però, come possiamo notare, e come dice anche il famoso proverbio, prima di fare una mossa che ti sembra strana o fatta male, prima assicurati che nessun professionista l'abbia fatta prima. Bianco, nero, bianco rinforza in sente in questa posizione, infatti appunto nero congiunge in questa posizione. Bianco forza, nero risponde, Atari. Attenzione a questa elegantissima mossa di nero che minaccia il taglio che per l'appunto bianco protegge, ma con questa mossa, quindi doppio scopo, vedete, ritorniamo sempre lì, ogni mossa ha più scopi, con questa mossa minaccia, lui è costretto Sakataeyo a proteggere, però nero, vedete, è comunque un Keima di distanza da questo suo forte gruppo e rinforza la sua influenza in questa posizione. Nero se ne esce qui, taglio di nero, bianco decide di venire qui, questo taglio è protetto virtualmente perché questo gruppo di bianco ha una libertà in più in questo punto, per cui se anche nero, provate a vedere anche voi da soli senza dover fare la sequenza, se anche nero decidesse di tagliare, cosa succederebbe? Che bianco farebbe Atari, nero congiunge, Atari, e se nero viene qui non cattura perché bianco ha questa libertà e bianco catturerebbe tutto il gruppo di nero, per cui quel taglio per adesso è salvo. Nero viene qui, Atari, nero salva, bianco connette, minaccia, bianco congiunge, qui nero cattura questa pietra di bianco per assicurare la vita e toglie d'impaccio tutto questo gruppo, così facendo si decreta anche quasi sicuramente la morte di queste quattro pietre. Sakataeyo continua, Tobi di nero, questa mossa di bianco intende prevenire che nero giochi sullo stesso punto in modo da poter comunque tenere testa all'influenza di nero, perché anche qui guardate sempre visivamente, qualora nero avesse giocato in questa posizione, come la sua influenza qui sarebbe cominciata a diventare molto più importante. Così facendo in più a questo punto bianco non potrebbe più ignorare questa posizione, per cui dovrebbe con buona probabilità proteggere in base a quello che avrebbe deciso di fare. Di conseguenza preferisce prevenire nero giocando in questa posizione.
Ed ecco questa mossa un po' particolare che è uno Yosumi, una escape move come dicono gli inglesi. La valenza tattica di questo tipo di mosse è molto sottile e anche interessante dal punto di vista psicologico. Infatti vediamo la variante, perché se a valle della escape move bianco avesse fatto un tenuki, per esempio chiudendo un punto grande come potrebbe essere questo, nero avrebbe potuto vivere per esempio con una sequenza simile a questa, quindi qui bianco è catturato, oppure così, quindi cosa sonda nero con questa mossa? Domanda, escape move. Abbiamo visto che se bianco fa tenuki, nero qui riesce a vivere, quindi il fatto che bianco risponda tra virgolette alla domanda di nero mantenendo pressione sul gruppo di nero fa inequivocabilmente capire a nero che nella tattica di bianco è fondamentale mantenere morto questo gruppo. Questa consapevolezza, dovuta quindi alle carte scoperte di bianco tra virgolette, permette a nero di prendere in considerazione altre tattiche ed ecco che appunto nero dice: mi vuoi veramente catturare questo gruppo? Sì, te lo voglio catturare, risponde bianco. Perfetto, tientelo pure. Allora io decido di prendermi un punto molto grande che è per l'appunto quello in cui gioca nero in quella posizione. Bianco rinforza, nero scende, nero qui chiude il suo moio definitivamente, allora bianco chiude il suo in questa posizione. Nero attacca, ecco nero va qui, perché bianco decide di rispondere in partita in questa posizione e non invece facendo un Atari in quella posizione, perché così facendo nero, catturando questa pietra di bianco, lascerebbe di fatto una forma viva con due occhi e per quanto a nero, e per quanto poco questo dà un vantaggio intrinseco a nero, mentre nella risposta che bianco dà in partita, ovvero questa, nero comunque non riesce a farsi i due occhi dentro. Bianco se ne sale, ma vedete il risultato è il medesimo, con la differenza che qui nero ha solo un occhio. Bianco rinforza e nero rinforza, quindi con queste ultime due mosse entrambi i giocatori sigillano i rispettivi moio. Questo è un Tessuji che forza nero a giocare in questa posizione, perché se ci avesse giocato bianco, guardate anche visivamente, avrebbe cominciato a mettere in difficoltà il gruppo di nero, avrebbe creato una connessione e avrebbe potuto sfruttare quella pietra per entrare dentro il moio di nero. Quindi qui per nero l'importante è mantenere quella pietra isolata dal resto del mondo. Ecco che bianco allora sfrutta quella mossa per salvarsi quella sua famosa pietra che vedete ha mantenuto dell'agi, era praticamente spacciata sin da quando è stata messa in Atari e invece adesso unita a quella pietra lì comincia a creare dei problemi a nero. Nero congiunge, qui bianco è costretto a connettere perché altrimenti vedete questo gruppo ne sarebbe rimasto isolato. Questo è un altro punto grande perché anche qui se preso da bianco avrebbe creato, vedete, un moio certo invadibile magari partendo da quella posizione,
però comunque avrebbe creato una zona controllata da bianco. In questo modo invece nero mantiene l'isolamento e comincia a rendere nullo lo spazio in questa posizione. Qui si intuisce che siamo pressoché vicini allo José, perché i punti grandi sono tutti presi, i combattimenti tutto sommato si sono delineati. Dopo questa minaccia di bianco, nero si protegge creando un bamboo join. Cattura. Ed ecco la famosa minaccia del triangolo vuoto, che nero naturalmente protegge. Queste sono tutte minacce volte a cercare di ottimizzare al massimo il territorio che si è costruito. Notiamo anche che nero sta catturando tutto sommato anche abbastanza pietre, mentre bianco Sakataeyo ne ha catturata solamente una. Possiamo quindi dire che nero con queste catture ha compensato quasi il komi che aveva bianco. Con questa mossa c'è un pericolo di Utagaeshi in quella posizione, che naturalmente nero, che è un nimbo onorario, vede, quindi va a proteggersi. Qui i giochi sono praticamente fatti. Dopo questa connessione di nero si hanno due punti che sono per l'appunto questo e questo, che bianco può decidere di sfruttare per guadagnare del punteggio. Per cui se bianco andasse qui, nero naturalmente avrebbe la possibilità di salvare questo gruppo connettendosi, e nero e bianco, chiudendo in questa posizione, andrebbe a sigillare questo piccolo territorio. Mentre se bianco gioca dove poi ha giocato anche in partita, ovvero catturando di fatto quelle 4 pietre e andando quindi a compensare queste 4, vedete sono esattamente le stesse, di fatto ottiene 2 punti in più a conti fatti, per cui anche qui la decisione di Sakataeyo, dopo un attento conteggio dei punti, ha deciso di venire a giocare in quella posizione. Naturalmente qui
questo punto deve assolutamente essere preso da nero per controbilanciare, ed ecco che da qui andremo veloci perché ormai lo José è entrato nel pieno della sua fase. Bianco mette in attari queste due pietre di nero, ma attenzione, nero come decide di risolvere la situazione, non va assolutamente a salvarsele. Se contate i punti qui in angolo, bianco sta ottenendo 8 punti, 1 2 3 4 5 6 7 8 più la catturata. Ma attenzione, nero se ne esce in questa posizione. Bianco chiude, attari, bianco cattura 1 e 2. Così 1 2 3 4 5 e le due pietre catturate, bianco ottiene solo 7 punti, quindi un metodo sottilissimo per erodere un solo punto, ma che in questa partita, e lo vedremo come andrà a finire, si fa sentire quel singolo punto. Adesso bianco, avendo dovuto catturare, quindi avendo fatto una mossa a gotè, le due pietre di nero, c'è sempre nero che è assente, per cui reputa che andare a usare la sua assente per salvare quelle due pietre lì, in questa posizione, sia meno proficuo di continuare a minacciare bianco al fine di fargli perdere punti, per cui sta tenendo sempre bianco in scacco. Vedete, nero sente, bianco gotè, 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 nero sente. Qui bianco prende l'iniziativa, va incontro sente perché reputa che non sia il caso di rispondere lì, ma a sua volta va a minacciare il moio di nero che protegge, però qui nero riguadagna il sente perché bianco è costretto a proteggere. Nero si avvicina qui e bianco è costretto a proteggere esternamente perché altrimenti, se si fosse fatto tagliare da nero, avrebbe avuto questa pietra che a un certo punto sarebbe stata messa in attari e per proteggerla avrebbe dovuto rubarsi un punto all'interno, per cui protegge subito e mantiene il gotè. Altro sente di nero e bianco gotè, nero cattura bianco in questa posizione, bianco minaccia nero, ci sono sempre queste due pietre di nero in attari. Bianco ha deciso che evidentemente non conveniva farlo subito, grandissimo attari che naturalmente nero deve proteggere, attari, nero protegge, ora bianco è assente, ecco qui nero decide invece che salvarsi un punto di salvarsi naturalmente questi qui. Bianco approfitta per erodere un altro punto, nero protegge,
bianco chiude in questa posizione, nero protegge e bianco chiude qui. E dopo questa mossa nero passa, bianco passa e la partita è finita qui. Ma notate l'eleganza, perché dopo questa mossa nero ha passato. Se bianco dopo il passo di nero avesse giocato in questa posizione, avrebbe messo in Atari nero, che avrebbe dovuto andare a catturare queste pietre e di fatto, giocando una mossa in più, avrebbe di fatto perso un ulteriore punto. Mentre qui Sakata-Eio era sicuro di aver già vinto di 1,5 punti, per cui con molta eleganza, dopo il passo di nero, invece di andare in quella posizione lì per far togliere l'ultimo punto, ha detto passo anche lui, perché era convinto di vincere. Lui stava già vincendo, per cui ha detto non mi serve quel punto in più. Pensiamo quindi invece a noi, me compreso, quando per sicurezza andiamo a rosicchiare ogni punto disponibile perché magari non siamo abili nel conteggio, oppure ci sentiamo molto più sicuri quando riusciamo ad ottenere il massimo. Una grandissima partita giocata su un grandissimo Goban e molto interessante a mio avviso per tutta una serie di spunti di riflessione non tanto tattici ma psicologici e di altissimo livello. Questo è quanto, spero che questo nuovo Go Style vi sia piaciuto. Ho già in mente il prossimo. Hanno una gestazione molto lunga perché devo commentarle, devo montarle queste puntate, per cui sono un po' lunghette, però così teniamo un po' di aspettativa anche viva. Nel frattempo cercherò di continuare a pubblicare video un po' più corti, come per esempio le pillole oppure i Tetsuji Flash, che ho visto che hanno avuto un discreto successo. Grazie ancora a tutti quanti e ci vediamo la prossima volta. Ciao!